La Regione Veneto ha presentato a Mestre, nella sede di Via Torino, le linee di intervento del prossimo programma di sviluppo rurale che per i prossimi 7 anni metterà a disposizione degli agricoltori 1,2 miliardi di euro per il sostegno agli investimenti delle imprese finalizzati al loro consolidamento. Gli orientamenti chiave del PSR sono stati definiti al termine di un percorso condiviso con il partenariato economico, sociale e istituzionale. Nell'ambito di numerosi incontri si è giunti ad individuare le priorità strategiche dell'agricoltura veneta e gli strumenti necessari da mettere in campo per ridare competitività alle aziende locali. L'innovazione prima di tutto, una strada obbligata da percorrere e perseguire a tutti i livelli. Le imprese agricole dovranno da una parte lavorare insieme, aggregarsi per risparmiare costi e aumentare l'efficienza e la produttività. Dall'altra parte dovranno riuscire a valorizzare e arricchire i prodotti con contenuti nuovi, diversi e accattivanti. Da una parte c'è una soddisfazione perché partiamo con una programmazione con 1 miliardo e 200 milioni di euro di investimento per le imprese agricole. Quella invece negativa è il fatto che potremmo averne avute molto di più se non avessero deciso a Roma di dare molti più soldi alle regioni, quasi il doppio, alle regioni che tra l'altro non spendono, e quindi ovviamente si poteva dare delle più aiuti a quelle regioni come quella del Veneto, che sull'agricoltura spende tutti i soldi che ha per le imprese agricole. C'è stata anche una questione che ha riguardato il piano irriguo nazionale che ha sottratto risorse, in questo caso non c'è stato nulla da fare. No, non c'è stato nulla da fare, anche perché ho visto un po' di polemiche rispetto alla necessità di investire in questo comparto. Il piano irriguo nazionale è di competenza nazionale, mettiamo 300 milioni di euro, ma si deve sapere che questi 300 milioni di euro vengono sottratti al mondo agricolo. Quindi il mondo agricolo un'altra volta si fa carico di una competenza nazionale con risorse regionali che invece dovrebbero essere destinate agli imprenditori agricoli. Lo facciamo volentieri, ma si sappia che è così. In sostanza che cosa cambierà? Le organizzazioni agricole hanno chiesto per esempio meno burocrazia. Ci sarà meno burocrazia, stiamo lavorando su un piano di sviluppo rurale molto più rapido, più veloce, con meno misure, più determinate allo sviluppo delle aziende agricole. Capitolo giovani e accesso al credito? Sì, strumenti finanziari diversi, non ci sarà solamente il fondo perduto, ma ci sarà anche il tasso agevolato, ci sarà un fondo di garanzia per dare la possibilità ai giovani e anche ai meno giovani di poter accedere al sistema del credito senza problemi, ma sicuramente nel piano di sviluppo rurale futuro insisteremo moltissimo sui giovani. Per quanto riguarda l'innovazione? L'innovazione è un tema importante, non utilizzeremo solamente le risorse del piano di sviluppo rurale, ma anche un altro tipo di programma che è l'Horizon 2020, che è importante, sempre comunitario, sull'innovazione, e cercheremo di fare sinergia a tutti questi strumenti per essere competitivi. Altra parola d'ordine sarà sostenibilità. Una priorità dell'agricoltura del futuro sarà l'impegno a conservare l'ambiente, a mantenere il paesaggio, a contrastare i cambiamenti climatici. Il PSR riconoscerà alle imprese questo ruolo attivo di produzione di beni pubblici. Un'altra sfida dei prossimi anni sarà lo sviluppo e il miglioramento della capacità di governo dei territori, che dovranno dimostrare di sapersi organizzare. Accanto a questo ci saranno specifiche politiche per le esigenze dei territori. Nelle prossime settimane è prevista la fase conclusiva del percorso di confronto con il tavolo di partenariato che porterà alla presentazione della proposta tecnica del nuovo PSR 2014-2020.